La Valle dei Templi di Agrigento festeggia il suo milionesimo visitatore, numeri da record, Agrigento tra le mete più attrattive in assoluto. Posa della prima pietra stamani per i lavori di riqualificazione di Villa del Sole ad Agrigento. Presentata oggi l'iniziativa della SAES Natale con i tuoi, Confimprese e Sicilbanca per Impresa Vola per lo sviluppo delle start-up. Buone notizie per il caffè letterario di Agrigento, in arrivo i finanziamenti per il restauro dopo l'incendio della struttura. Primo incontro ad Agrigento dell'Associazione Democrazia e Territorio costituita da Nuccio Cusumano. Bilancio positivo della manifestazione enogastronomica Taormina Food Expo organizzata dalla CNA Sicilia, presenti diversi espositori agrigentini. Una sintesi dei gol della 15ª giornata di campionato di Serie D Girone I. Benvenuti con il nostro appuntamento di TV Notizie. Cultura, la Valle dei Templi festeggia il suo milionesimo visitatore. Il presidente Schifani afferma Agrigento tra le mete più attrattive del paese. I numeri da record registrati dalla Valle dei Templi confermano che la nostra città rientra a pieno titolo tra le mete più prestigiose e attrattive del paese. L'ennesima dimostrazione che la scelta di farne la capitale italiana della cultura 2025 è stata quanto mai appropriata. Il governo regionale si impegnerà per far sì che la città colga appieno le sue opportunità. Abbiamo previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro nella prossima finanziaria e faremo tutto quello che è necessario per sostenere il territorio. Questo quanto affermato dal presidente della regione Schifani, commentando anche il traguardo del milionesimo visitatore nel parco della Valle dei Templi di Agrigento. E oggi posa della prima pietra per i lavori di riqualificazione di Villa del Sole di Agrigento. Le interviste. Tantissimi anni che la villa è chiusa, io ricordo da ragazzino si veniva qui a giocare, era molto curata, c'era anche una vasca, c'erano i cigni, poi all'improvviso per incuria, per magari una scarsa manutenzione si è dovuta chiudere e metterla in sicurezza. Finalmente, con la scusa della realizzazione della scuola materna, che sarà il primo lotto, perché poi il secondo lotto prevederà poi il completamento definitivo dell'intera villa, finalmente potrà essere aperta all'intera cittadinanza. Una giornata epocale quella di oggi, è la prima pietra per un progetto importante per la città di Agrigento. Sì, mi piace questa parola epocale, secondo me oggi è una giornata veramente storica, perché questa villa che ha rappresentato il passato, no? La nostra giovinezza, chiunque ricorda la villa, chiunque è venuto qui a giocare e chiunque non vedeva l'ora la domenica di recarsi in questa villa. C'erano pure gli animali, come vi ricordate. Purtroppo poi la villa per la scarsa manutenzione, l'incuria, la mancanza di fondi, le precedenti amministrazioni è stata un pochino abbandonata a se stesso. Gli alberi hanno fatto il resto, la villa era diversa, quindi il primo giorno dopo la vittoria delle elezioni siamo venuti e ci siamo fatti una passeggiata e abbiamo detto questa villa non può rimanere in queste condizioni. Naturalmente il difficile era reperire fondi, quindi è iniziato uno studio con gli uffici, siamo riusciti a portare avanti questo progetto e devo ringraziare l'ingegnere Castaldo che vuole rimanere nell'ombra, ma è merito suo, Totò Castaldo, che è esperto in questi tipi di progetti di urbanistica scolastica, che ha messo su davvero un capolavoro, perché qui, come potete vedere dalle immagini e dalla presentazione che già ho fatto durante le mie dimissioni a maggio, qui verrà un polo didattico meraviglioso con efficientamento energetico, sala lattanti, mensa, insomma spazi verdi, tutto quello che un bambino può sognare. Inoltre a questo progetto di 3 milioni e 3 si aggiunge un ulteriore finanziamento della giunta regionale, avuto sempre grazie all'interessamento di Roberto Di Mauro, di 600.000 euro, progetto già in fase di approvazione che andrà a completare l'area verde. È un grande risultato per la città di Agrigento. Sì, è un grande risultato ovviamente per la città. Questa amministrazione ha puntato
a recuperare quella che era la possibilità di recupero della villa tramite dei fondi del PNRR. Questo è il primo dei 4 interventi su cui il Comune si è candidato per la realizzazione in questo caso di una scuola materna, ma ci saranno il recupero anche di 3 asili che sono oggetti di candidatura in fase di sviluppo. È un primo stralcio funzionale di 3,3 milioni che prevede ovviamente la realizzazione di una scuola materna dove all'interno i bambini utilizzeranno nelle ore diurne quella che è la struttura per le attività scolastiche, ma sarà aperta anche il pomeriggio come attività polifunzionale. Le geometrie che sono state studiate da progetto indicano appunto la conformazione di case come se fosse appunto una casa di accoglienza, sarà molto colorata e ci sono anche dei percorsi interni realizzati proprio per consentire una migliore fruizione. I materiali sono dei materiali che ovviamente fanno riferimento a quello che è lo sviluppo del PNRR, quindi DSNH, quindi tutta la parte relativa al recupero e quindi il rispetto dell'ambiente. E da questo punto di vista siamo contenti perché abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Siamo a un metà percorso perché ovviamente inizia ora la fase, ho finito la fase progettuale, la fase realizzativa, i lavori verranno realizzati entro il 2025, quello è l'obiettivo, speriamo di finire anche prima se ci riusciamo e quindi siamo contenti di ridare alla città la Villa del Sole. Il secondo stralcio invece riguarda la realizzazione della parte esterna, quindi i giardini, ci saranno dei percorsi che già in fase di progettazione esecutiva sarà approvato. Presentata l'iniziativa Natale con i tuoi della Saes Trasporti con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento nel foyer del teatro, la proposta prevede la partenza di un bus solidale per un viaggio da nord a sud completamente gratuito che permetterà ai fuorisede agrigentini di rientrare a casa per le feste. Le interviste. Sindaco, l'importanza di questa iniziativa. Noi abbiamo sposato l'iniziativa offerta dalla ditta SAIS e ringrazio anche i vertici perché hanno avuto un'idea brillante, il trasporto dei nostri concittadini che lavorano e che studiano in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana e nel Lazio e portarle ad Agrigento in un periodo natalizio, in un periodo di festività, in un periodo dove tutti vogliono raggiungere le proprie famiglie e anche in un periodo di crisi economica notevole dove, lo constatiamo tutti, i biglietti aerei hanno dei prezzi spaventosi, quindi penso che sia un'iniziativa da lodare e da apprezzare e naturalmente da accettare. Dottoressa, come aderire a questa bella e interessante iniziativa? Cosa bisogna fare? Allora, l'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, residenti e non ad Agrigento. Basterà scrivere a un nostro indirizzo nataleconnoi@sestrasporti.it. Riceveremo ovviamente queste adesioni, risponderemo con la conferma del viaggio. I posti sono 76, un autobus a 2 piani partirà da Milano, giorno 20 alle 14 e ripartirà a sua volta da Agrigento il giorno 2 gennaio, quindi ci sarà un'andata e un ritorno per chi volesse, ovviamente in entrambi i sensi. Vi sono già adesioni? No, ancora non abbiamo cominciato non abbiamo aperto, diciamo, ci sarà un click bus, ecco, che partirà dalle 17 di oggi e da quel momento partiranno le adesioni. Nel momento in cui si riempirà risponderemo con un messaggio che il numero sarà completato e quindi l'iniziativa si chiuderà. Per la vostra azienda cosa rappresenta questa iniziativa? Noi lavoriamo tutto l'anno, facciamo queste tratte e quindi praticamente noi ogni giorno partiamo da Milano e raggiungiamo la Sicilia e anche ad Agrigento. Quindi questo è il nostro lavoro. Abbiamo voluto donare al territorio un giorno del nostro lavoro, i nostri autisti, il nostro personale, un autobus, quindi tutto quello che c'è dietro a un viaggio l'abbiamo voluto rendere in omaggio al territorio, agli agrigentini, al Natale ovviamente e speriamo che quante più famiglie si possano ricongiungere in questa iniziativa. Chiunque può aderire all'iniziativa? Chiunque può aderire all'iniziativa. Agrigento è capitale della cultura e dell'accoglienza e quindi noi facciamo la nostra parte. Questa iniziativa nasce soprattutto dal fatto che col sindaco
per il sindaco e per me Natale è famiglia. Quindi quando assistiamo ancora una volta a una politica scellerata delle compagnie aeree, sui biglietti aerei soprattutto raddoppiati o addirittura in qualche caso triplicati nel periodo di Natale o delle altre festività, allora è chiaro che l'incontro con la SAIS avviene in maniera spontanea, si sposa insieme a un progetto che va in porto dopo un bel po', perché non è facile realizzare anche iniziative benefiche, ma la finalità è questa, ci siamo riusciti, ci riusciremo, e Agrigento oggi non solo capitale della cultura 2025, ma capitale della solidarietà, e questo ci riempie il cuore di soddisfazione. E Impresa Vola approda anche ad Agrigento stamani un workshop presso il foyer del Teatro Pirandello insieme a Sicilbanca. Diversi temi affrontati per lo sviluppo dell'impresa, per l'occupazione e le politiche attive sul lavoro. Noi abbiamo seguito l'evento. Alessio Lattuca è impegnato in questa iniziativa oggi per dare lustro e spiegare le novità che ci sono verso una economia con i fondi relativi alla EcoGreen. Allora, Impresa Vola, perché Impresa Vola? Intanto diciamo perché facciamo questa manifestazione da tempo per diffondere informazioni e formazione in merito all'accesso al credito, che è la cosa più importante per poter fare impresa. Se ne parla poco dalle nostre parti perché le banche sono poco proattive sul nostro territorio e abbiamo stabilito un rapporto particolarmente significativo con la banca Sicilbanca, qui è presente oggi in questa manifestazione. Sicilbanca è una struttura ormai regionale perché ha acquisito una banca a Catania e a breve aprirà anche a Palermo, quindi è una banca con caratteristiche regionali, seppure sia una banca di credito cooperativo ma di dimensione regionale. È una banca che con noi lavora benissimo perché in qualche modo condividiamo percorsi anche di carattere intellettuale, anche la banca è proiettata verso la sostenibilità, verso le politiche a favore dei giovani, verso le politiche a favore delle donne. Non è un caso che abbiamo sottoscritto un protocollo che chiamiamo Marco Comune per agevolare le aziende di carattere agricolo che diventano aziende di carattere agroecologico, perché oggi c'è una legge in Sicilia che consente una premialità e noi aggiungiamo la premialità della banca a quella fisiologica della norma. Quindi sono tutti fattori particolarmente importanti per il nostro territorio, la cui economia, si sa benissimo, è molto asfittica, soprattutto quella a favore delle start-up, che come da norma si sa che hanno poca possibilità di accesso al credito. A questo proposito noi abbiamo stabilito sempre con la banca un rapporto con il consorzio di garanzia Fidi per agevolare le piccole aziende start-up e un rapporto con il microcredito, quindi con l'ente nazionale del microcredito, per agevolare tutti i giovani, le famiglie, le donne, i professionisti che vogliono accedere al microcredito. È un percorso facilitato perché c'è la garanzia pubblica, per cui la banca è molto più interessata a stabilire rapporti di impieghi in questo senso. La garanzia pubblica che noi attiviamo col consorzio è la parte più importante perché il consorzio dà una controgaranzia, ma poi è controgarantito appunto dall'ente nazionale MCC, per cui anche per le imprese c'è una facilitazione nel dare, nel fare impieghi. Diciamo che la nostra esperienza con questa banca è molto positiva, abbiamo fatto moltissimi finanziamenti e per la banca ha stabilito quest'anno un nuovo budget per noi di 20 milioni di euro, per cui chi vuole può venire presso la nostra struttura, avere quella assistenza che serve. Oggi parliamo anche ai giovani delle scuole perché secondo noi la formazione finanziaria è una precondizione per fare bene impresa, ma non solo per iniziare processi di start-up, per cui abbiamo gli strumenti per aiutare le famiglie, le imprese, i giovani, le donne a fare una politica occupazionale, tant'è che oggi parleremo anche di politiche attive del lavoro e non è un caso.
Oggi presenta questa iniziativa di Impresa Vola, ecco, quale sarà il vostro apporto attivo e fattivo affinché si rilanciano anche le start-up? Sicilbank è una banca di credito cooperativo e come tale è una banca di persone. Abbiamo particolarmente a cuore il territorio della Sicilia dove noi operiamo. Abbiamo sede a Caltanissetta, ma 2 sedi distaccate, una a Catania e una a Sambuca di Sicilia. Prossimamente saremo presenti anche a Palermo e quindi abbiamo sposato convintamente questa iniziativa di Confimpresa che si rivolge all'imprenditoria siciliana e in particolare ai giovani. Stamane intratterremo i giovani sulle start-up, sul modo di fare impresa, dicendo che ci sono delle banche, in particolare Sicilbank Credito Cooperativo, che hanno a cuore il territorio e quindi abbiamo aperto un percorso anche di facilitazione all'accesso al credito, anche per, appunto, come dice il titolo, fare volare questi giovani e fare volare l'impresa. Guido Bissanti, il responsabile di Confimpresa Green, una manifestazione oggi di un certo livello proprio per aiutare le start-up verso l'economia green, verde? La manifestazione serve intanto sicuramente ai giovani, visto che parliamo di start-up, per fare capire che cosa sta avvenendo sia a livello europeo e nazionale e regionale sulle normative, sia in campo ecologico e quindi anche di agricoltura, ma anche in ambito bancario e finanziario, come fare sposare questi due mondi, come renderli virtuosi e come creare anche una cultura di impresa diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli anni. Quindi l'intento della giornata è quella di formare una nuova generazione verso questi temi. C'è poi una cultura di economia verde da noi? Diciamo che ci vuole un grande approfondimento in materia. La cultura dobbiamo crearla, ma per fare questo dobbiamo fare consapevolezza e questo si può fare solo attraverso le scuole, che devono dare una informazione ma anche una formazione diversa. Buone notizie per il caffè letterario Luigi Pirandello a Villa Seta di Agrigento, in arrivo dei fondi della Protezione Civile per il recupero dei soldi per la sua sistemazione per un importo di circa 150.000 euro, ma ci sono ancora dei problemi tecnici da risolvere con il comune di Agrigento. Ce lo spiega l'ingegner Dino Barone, responsabile della struttura. Ingegnere Dino Barone, oggi delle novità che arrivano da parte della Regione relativamente alla struttura che c'è presso la casa natale di Luigi Pirandello. Buone notizie, speriamo che vadano in porto. Ecco, se ce li vuole anticipare. Sì, finalmente abbiamo trasmesso durante il mese di novembre, proprio il 7, per via PEC, ed è già stata recepita la istanza di recupero dei fondi necessari alla risistemazione tecnica del caffè letterario Luigi Pirandello, per un totale di circa 154.000 euro. Anche perché per il 2022 sono stanziati ben 50 milioni dal decreto Draghi e il Comune di Agrigento lo deve sapere e lo sa. Il decreto parla chiaro, non è una circolare ma è una direttiva ed è anche per il 2023, per il 2024, ma noi non ci andiamo perché l'incendio purtroppo è stato nel 2022 agosto, a causa di cause meteoclimatiche, le chiama anche sia i vigili del fuoco di Agrigento, sia il Ministero, che ha stanziato sia il commissario ad acta che il commissario che sarebbe l'ex presidente della regione siciliana, dottor Musumeci, o Nello Musumeci, come lui stesso si fa chiamare. La procedura è stata avviata, speriamo che il sindaco prenda il suo autista e venga con me a Palermo a sbloccarla o a spingerla affinché subito noi possiamo avere questi soldi, che non sono del comune, ma il comune è solo un partner nella misura in cui è uno dei vari titolari del parco letterario e quindi anche del caffè letterario. Cosa riscontriamo? Riscontriamo che mentre da un lato c'è una buona volontà da parte dei tecnici, potrei fare anche i nomi della Protezione Civile di Palermo e regionali, che sono dislocati secondo il loro ruolo nelle varie province, però qui ad Agrigento invece questa buona volontà la riscontriamo in maniera molto blanda, diciamo così, molto blanda. Infatti Palermo vuole la liberatoria di questa declaratoria, la declaratoria
di questo fatto, cioè che venga chiarito dal Comune di Agrigento dove ricade nel territorio comunale il caffè letterario, e qui il Comune o l'ufficio adatto della Protezione Civile non può dare nulla, non perché non ce l'ha, perché dichiara di non avere mai ricevuto. Però abbiamo chiarito con il responsabile che le transenne numero 30 che ha affidato, e l'abbiamo ringraziato subito per ordine, e lo ringraziamo sempre, del signor Sindaco, immediatamente il 13 mattina, cioè l'indomani, meno di 24 ore dopo l'incendio, che è stato alle ore 18:30 del pomeriggio del giorno 12 di agosto. Le transenne parlano chiaro, sono state anche date in affidamento e quindi sono quasi la chiave del discorso, cioè dimostrano l'impegno del Comune e la Protezione Civile del Comune, che invece mi pare non vuole riconoscere e dichiara che non ha mai ricevuto nulla. Un interessante convegno culturale si è svolto ieri sera presso l'auditorium della chiesa del villaggio Peruzzo, che ha visto la presentazione degli atti del convegno Ho contraddetto e mi sono contraddetto di Leonardo Sciascia, organizzato dall'associazione Dante Alighieri, comitato di Agrigento, presieduto da Enza Ierna. Abbiamo seguito l'evento. Continuano gli incontri culturali dell'associazione Dante Alighieri, questa sera qui al villaggio Peruzzo con un interessante libro dedicato a Sciascia. Sì, oggi siamo qui proprio per parlare di un aspetto particolare del pensiero di Leonardo Sciascia, curato da Enzo Di Natali, facendo riferimento agli atti di un convegno fatto alcuni anni fa, prima che iniziasse il Covid, e quindi non era stato ancora portato a conoscenza del territorio. Si parla proprio di una frase: ho contraddetto e mi sono contraddetto, e quindi della contraddizione come realtà nella vita umana di ciascuno di noi. È un particolare aspetto, proprio perché non abbiamo voluto essere generici, solo parlare del pensiero, ma un aspetto poco magari conosciuto, però una frase molto apprezzata. Qui i due relatori stanno illustrando brevemente questa sintesi, questi concetti. È un modo per offrire al territorio delle opportunità di riflessione che poi ognuno di noi cura e rende ancora più profondo il pensiero proprio personale, andando alla ricerca di altri particolari. Professor Di Natale, un incontro qui questa sera al villaggio Peruzzo per parlare di un libro di Sciascia sulle sue riflessioni. Nel 2019 abbiamo svolto a Canicattì un convegno studio sulla contraddizione nelle opere di Leonardo Sciascia. Dopo c'è stato il Covid e non è stato possibile presentare il risultato di questo convegno, e lo stiamo facendo adesso, e con questo convegno e con questa presentazione delle opere di Sciascia secondo la prospettiva della contraddizione, noi desideriamo dare un contributo al pensiero dello scrittore di Racalmuto. Non è possibile capire Sciascia senza il tema della contraddizione, perché tutti i personaggi sciasciani sono contraddittori, ed è la contraddizione la causa dell'ingiustizia e dunque della sofferenza nella società. Enzo Sardo, anche lei ha voluto dare questo contributo sul pensiero di Sciascia? Oggi si è discusso un tema molto importante, che è la famosa frase che Sciascia ha rilasciato a Marshal Padovani quando disse: ho contraddetto e mi sono contraddetto, però sono un'anima viva in mezzo a tante anime morte. Sciascia in quell'occasione voleva dire che era un uomo libero e che esprimeva la sua dichiarazione, il suo pensiero nei confronti che le cose non andavano bene, e ce n'erano tante, quindi un intellettuale colto, un intellettuale illuminista che aveva delle caratteristiche particolari, che erano le caratteristiche dell'illuminismo, cioè ragionare, il lume della ragione, e quindi cercare la verità, e attraverso la ragione e la verità poi esprimere il suo pensiero sulle cose che non andavano bene. Sicuramente un grande intellettuale libero di un grande valore
e oggi devo dire con mio grande rammarico non esistono più, perché lui ha posto il problema della giustizia, ma io oggi porrei il problema della sanità. Tutti sapete che in Sicilia mancano migliaia di medici, il problema della viabilità, tutti conosciamo la Agrigento-Palermo che da 15 anni è un cantiere e non si risolve mai, quindi oggi Sciascia sarebbe più attuale di prima, poiché le grandi problematiche, specialmente quelle che sono in Sicilia, non si risolvono mai. Passiamo alle notizie politiche. Si è svolto ad Agrigento il primo incontro dell'Associazione Democrazia e Territorio costituita da Nuccio Cusumano, che segna l'avvio di un percorso volto a consolidare un impegno concreto per il futuro della Sicilia, guardando all'Italia e all'Unione Europea. Il servizio. Si è svolto anche ad Agrigento, presso l'Hotel della Valle, il primo incontro dell'Associazione Democrazia e Territorio costituita per iniziativa di Nuccio Cusumano. L'evento segna l'avvio ufficiale di un percorso volto a consolidare un impegno concreto per il futuro della Sicilia, guardando all'Italia e all'Unione Europea. L'iniziativa è stata illustrata durante l'assemblea di presentazione a Palermo lo scorso 3 novembre, nel corso della quale è stata sottolineata l'importanza di valorizzare al meglio le grandi potenzialità della nostra regione per meglio determinare condizioni di sviluppo. L'attività dell'associazione prevede incontri e momenti di confronto nelle altre 8 province siciliane, coinvolgendo i mondi vitali e il vasto mondo dell'associazionismo. Il percorso riservato agli aderenti e simpatizzanti ha visto la partecipazione di personalità nelle diverse aree culturali, professionali, politiche e istituzionali. Dopo Agrigento, Democrazia e Territorio avrà presentazioni nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ottica di un associazionismo che guarda compiutamente all'Italia. L'evento dello scorso venerdì ad Agrigento sarà solo l'inizio di un viaggio incentrato sulle tematiche di grande attualità che occupano da tempo il confronto tra le forze politiche e tutte le aree sociali e culturali e che si riverberano anche sull'opportunità di offerte, se efficacemente utilizzate, alla comunità siciliana e a tutto il Paese verso un futuro prospero e appagante. In ragione di ciò, guardando alla Sicilia, la battaglia contro l'autonomia differenziata ha priorità assoluta, perché la sua approvazione nei termini proposti determinerebbe lo svuotamento della nostra autonomia speciale, da valorizzare e utilizzare invece per il rilancio delle condizioni di sviluppo della nostra Sicilia. L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento invita le stazioni appaltanti a procedere senza indugio per sfruttare i numerosi finanziamenti pubblici, rispettando la normativa sull'equo compenso. Il servizio. L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento ha trasmesso agli enti territoriali della nostra provincia una nota per ribadire la necessità e l'urgenza di procedere senza indugio nella redazione dei progetti e degli atti di gara finalizzati a sfruttare i numerosi fondi messi a disposizione. La rapidità, l'efficacia, la fiducia e il risultato sono tutti principi a cui si ispira il nuovo codice dei contratti pubblici. Sarebbe dannoso e inopportuno tergiversare sull'importanza dei servizi di ingegneria e architettura da inserire nel quadro economico del dato progetto da mandare in gara. Visto il particolare momento storico, afferma il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, caratterizzato dalla necessità di sfruttare al massimo i fondi pubblici, a cominciare da quelli del PNRR, in attesa di successivi interventi del Ministero previsti dalla legge e di eventuali future indicazioni, si ritiene pertanto opportuno richiamare l'attenzione sulla legge 4293 sul rispetto dell'equo compenso. L'attuale normativa limita agli affidamenti pubblici la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere per i professionisti di presentare scontistiche alla sola componente spese forfettarie delle parcelle professionali, non potendosi ammettere ribassi alla componente compenso, pena la violazione delle disposizioni in tema di equo compenso e l'attivazione dei conseguenti provvedimenti. Con la stessa nota, l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento ha richiamato l'atto del Presidente dell'ANAC del 25 ottobre 2023 che precisa che la scelta dell'amministrazione di accorpare i livelli di progettazione non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Positivo il bilancio della manifestazione Taormina Food Expo organizzata dalla CNA Sicilia,
dallo scorso 23 al 26 novembre, che ha visto la presenza di oltre 60 aziende, tra cui alcune della nostra provincia, per la promozione dei propri prodotti. L'iniziativa è stata anche la rampa di lancio per la proposta di certificazione STG all'Unione Europea nei confronti di 9 tipicità siciliane. La nostra provincia ha presentato il Macco di Raffadali e l'Agnello Pasquale di Favara. Il servizio. Bilancio positivo per CNA Sicilia per la manifestazione Taormina Food Expo, iniziata giovedì 23 novembre fino a domenica 26 al Porta Catania Parking di Taormina, la rampa di lancio per la proposta di certificazione STG all'Unione Europea nei confronti di 9 tipicità, una per ogni provincia siciliana, che spiccano anche fuori dall'isola. A cooperare con la Confederazione per l'evento è stata l'Unione Regionale Cuochi e Pasticceri Siciliani, che ha reclutato gli chef responsabili di ogni sede territoriale per esibirsi nei 9 cooking show a differenziare ogni piatto. L'idea esclusiva della CNA Sicilia, che insieme al segmento nazionale e quello agroalimentare ha instaurato una progettualità nazionale sull'apparato imprenditoriale delle materie prime, della tecnica, di chi esalta la cucina. Riflessioni sull'agroalimentare hanno chiuso domenica al Palazzo Duchi di Santo Stefano. 60 aziende hanno stretto rapporti entusiasti con i buyers anche internazionali, presenti anche diverse aziende dell'Agrigentino. È una vetrina d'eccezione quella di Taormina Food Expo. Naro è presente con un'azienda che ha delle eccellenze chiaramente alimentari. Che cosa proponete? Sì, innanzitutto vale la pena precisare che la melagrana è un frutto sulla quale abbiamo scommesso, è un prodotto che sicuramente si farà strada nel tempo perché ha moltissime proprietà benefiche e sulla falsariga di questo che abbiamo deciso di scommettere, appunto investire su questo prodotto attraverso una serie di trasformati che variano dai succhi alle confetture, l'amaro, l'aceto e l'aceto balsamico. Chiaramente Taormina Food Expo è una bellissima vetrina che sta dando la possibilità di valorizzare le eccellenze siciliane e siamo orgogliosi e fieri di far parte di questo contesto e stiamo mettendo del nostro anche per migliorare e partecipare attivamente a quello che è la giovane imprenditoria siciliana. Sicuramente ci faremo strada da questo punto di vista perché siamo fermamente convinti che abbiamo dei prodotti su quali abbiamo investito, abbiamo fatto ricerca, sperimentazione e stiamo continuando a lavorare, quindi speriamo che vengano apprezzati e valorizzati anche dall'altro lato, dall'altro aspetto del mercato che è quello del consumatore finale. Pertanto invitiamo tutti coloro i quali abbiano la curiosità di venirci a trovare, di chiamarci, di contattarci, informarsi e sicuramente troveranno un'azienda disposta a dare il suo contributo. Voi partite dalla produzione del melograno e poi lo elaborate? Sì, noi abbiamo la fortuna di essere produttori, non il contrario, perché riusciamo a trasformare solo materia prima di qualità, che è la nostra, che sappiamo come la coltiviamo, in che maniera, sappiamo come trasformiamo e sappiamo cosa va a finire sulle tavole dei nostri clienti. Mi occupo dell'azienda Sapora Sicilia. È un'azienda che nasce da pochi anni e facciamo trasformazione di prodotti agricoli, prodotti che praticamente cerchiamo la materia prima essere una materia genuina e a chilometro zero. Facciamo circa 40 prodotti, di cui le creme, le marmellate, patè, pesti. Tutto comunque si basa su un discorso di genuinità. Le materie prime che utilizzate quali sono? Le materie a seconda dei prodotti, per dire per le gelatine utilizziamo il vino che è tipo una marmellata di vino, il patè, facciamo patè di olive nere e finocchietto, il finocchietto per dire lo andiamo a raccogliere noi che è un finocchietto selvatico. Poi facciamo le marmellate di arance che sono della nostra zona, mandarine, cioè marmellate di agrumi, mandarine, arance, limoni e poi le varie creme che sono crema alla mantola, la mantola che è sempre della nostra zona, limone, crema al limone che mettiamo i limoni sempre della nostra zona. Cerchiamo di fare
qualcosa di buono e non a livello industriale, perché dico, siamo dei piccoli artigiani. La CNA vi offre una bella opportunità con Expo Taormina per proporre i vostri prodotti, che sono prodotti spesso a chilometro zero, spesso ad agricoltura controllata e certamente frutto anche di un'attenzione nella produzione. Ecco, voi cosa avete portato? La nostra cooperativa dal 1944 produce olio di oliva extravergine. Operiamo sul territorio di Sciacca, è formata da circa 300 soci e coltiviamo all'incirca 1500 ettari di oliveto. Abbiamo una grande tradizione in questo campo e siamo sicuri che portiamo sul mercato un prodotto di alta qualità valorizzato dal sacrificio dei nostri soci. Che tipo di olio producete? Le varietà che noi abbiamo nel territorio sono la biancolilla, la cerasuola e in minor misura la nocera del Berice, e quindi un olio extravergine di oliva nelle varie certificazioni. Abbiamo il GP Sicilia, DOP Val di Mazzara, la certificazione bio, una certificazione di sostenibilità, e tutto il nostro olio è tracciato ISO 22005. Vedo anche degli oli aromatizzati. Sì, quelli sono un diversivo, ma sono dei condimenti, io non li chiamerei oli, ma sono condimenti a base di olio, quindi è un prodotto che va bene per la cucina, per metterlo sul pesce, sulla carne, nella pasta, per farsi un piatto di spaghetti all'aglio, olio e peperoncino veloce, però non sono oli, ma sono prodotti che servono per condire. L'azienda di Stefano, presente al Taormina Cooking Show con la CNA, lancerete dei prodotti. Ecco, una brevissima anticipazione per TV. Sì, abbiamo approfittato di questo evento per poter presentare il nuovo gusto di quest'anno, che è il cacao e agrumi. È un impasto impastato con il cacao, all'interno troverete canditi di arancia e limone, tutto siciliano. E poi la nuova linea alla quale abbiamo lavorato dietro le quinte e che adesso faremo vedere, che è l'Homlab, è la buona cucina siciliana da preparare in casa. Tutti quegli ingredienti che insieme con l'aggiunta di altri potranno degustare i prodotti tipici siciliani. Tenute Virone del territorio di Agrigento insiste sul territorio di Faoma, che si trova tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, vicino a Realmonte. È un'azienda a conduzione familiare e produciamo 4 etichette. Cerchiamo di portare il territorio in bottiglia per farla assaggiare e farla apprezzare a tutti quanti. Come valuta questa iniziativa della CNA Taormina? Eccellente, perché ha saputo riunire con quelle eccellenze appunto del territorio, con le persone di fuori che gradiscono e apprezzano i nostri prodotti di tutto il territorio siciliano. Speriamo che possano ripetersi queste iniziative, perché danno un forte impulso all'economia e anche per i giovani, per i nostri ragazzi ci saranno delle prospettive future, insomma, se continua così. Ringraziamo chi ha organizzato l'evento e anche i ragazzi che hanno partecipato tutti con i loro prodotti e le loro aziende. L'Associazione di Promozione Sociale Centro Donna George Sand di Favara è lieta di annunciare l'organizzazione di un importante forum di discussione e confronto dal titolo Oltre il rumore, prevenire la violenza. L'evento si terrà domani 30 novembre a partire dalle ore 16:30 presso i locali del consultorio familiare di via Montevago 8. Questo significativo incontro è promosso in collaborazione con l'Associazione regionale Riferimenti Civici della Sussidiarietà, il Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana, l'Unitre Empedocle di Favara, Liberarci, il CIF di Favara e Fabaria Donna. Unisce le forze di diverse realtà che si impegnano attivamente nel sociale per affrontare il tema cruciale della violenza contro le donne. Combattere Cosa Nostra attraverso la forza della cultura. Oggi al Gonzaga di Palermo un incontro con gli studenti per parlare della cattura del boss Matteo Messina Denaro e dei risvolti per Cosa Nostra dopo la sua morte. Ne hanno parlato Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo, Pier Giorgio Morosini, presidente del Tribunale del Capoluogo siciliano, e Salvo Palazzolo, giornalista del quotidiano Repubblica.
Cosa Nostra e la sua evoluzione raccontata attraverso la cattura di Matteo Messina Denaro. Oggi all'Istituto Gonzaga di Palermo hanno sviluppato il delicato argomento Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo, Pier Giorgio Morosini, presidente del Tribunale del Capoluogo siciliano, e Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica. Lo spunto nasce dal libro La cattura, scritto da De Lucia e Palazzolo, ma in realtà l'incontro di oggi davanti a una platea di giovani studenti è parte di un percorso che mira a non abbassare la tensione su un fenomeno criminale che continua a influenzare negativamente lo sviluppo sociale della Sicilia. Si tratta di ricordare agli studenti che cos'è la mafia in realtà e di spiegare che Matteo Messina Denaro è un pezzo importante di una storia della mafia da un lato, ma dello Stato che lo ha cercato e lo ha catturato dall'altro lato. Quindi è un racconto positivo per chi crede nella legalità, per cui lo sforzo è di spiegare agli studenti che alla fine, mettendolo in maniera semplice, è il bene che vince sul male. Ecco, tutti si chiedono chi potrà essere il successore di Matteo Messina Denaro e cosa è cambiato dalla sua morte. Un problema di successione in Cosa Nostra è sempre relativo, perché è una struttura complessa che ha i suoi tempi per individuare i capi secondo un processo di individuazione di chi che dal punto di vista carismatico è più autorevole. Per cui parlare di successori mi sembra inappropriato se cerchiamo una persona e non una struttura. Dopodiché cos'è cambiato? La tendenza è quella di tornare a fare gli affari, quello che Cosa Nostra ha fatto per oltre un secolo e mezzo e che punta a rifare, naturalmente oggi con maggiore difficoltà perché le conoscenze e le capacità dello Stato di difendersi dalla mafia sono più elevate. Matteo Messina Denaro è l'uomo delle stragi, l'uomo che conosceva i segreti di una stagione di morte e complicità, ma è anche l'uomo che ha traghettato l'organizzazione criminale da una fase di violenza a una fase di impresa. Il 16 gennaio è una data importante non soltanto per la sua cattura, è un momento importante per la lotta alla mafia, che non è finita, la lotta alla mafia deve andare avanti, la morte di Messina Denaro non vuol dire la fine di Cosa Nostra. Un tema delicato ma particolarmente attuale, come è arrivata questa scelta da parte dell'Istituto? Sì, il procuratore De Lucia sin dal subito, quando dopo la cattura di Messina Denaro, è stato invitato da noi e da alcuni ragazzi della scuola a parlare subito di quello che era successo, a parlare ai giovani e nelle scuole della mafia. Credo che questa sia la sfida e lo stile che vogliamo tenere, cioè va detto ai giovani, va parlato nelle scuole di questa lotta che ha avuto certamente un episodio importante nella cattura di Messina Denaro, ma che è ancora una lotta da combattere. Una truffa sui carburanti è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Marsala, 4 le misure cautelari con l'obbligo di dimora, 200 gli indagati ritenuti compiacenti all'organizzazione. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando dei prodotti petroliferi. La corrispondenza dei colleghi. È stata eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale di Trapani una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 soggetti indiziati dei reati di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi. Le indagini hanno avuto inizio nel 2022 a seguito dell'avvio di mirate attività di monitoraggio e riscontro eseguite nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, tra gli altri di carburanti. In tale contesto, ad insospettire le fiamme gialle era stato un consistente andirivieni di autovetture e altri mezzi impegnati nel prelievo di gasolio destinato ad usi agevolati. I successivi approfondimenti rivelavano l'esistenza di un'articolata frode architettata dai 4 soggetti residenti a Marsala che, avvalendosi di un reticolo di società dislocate prevalentemente nel trapanese, curavano la destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate, in quanto destinato ad imprenditori agricoli. Tale illecito risparmio, ottenuto in pregiudizio dell'erario, avrebbe consentito alla società di rivendere prodotti all'utenza ad un prezzo notevolmente inferiore in danno dei commercianti operanti nel settore. A tal fine gli indagati avevano costituito un vero e proprio mercato parallelo. La Procura della Repubblica di Marsala ha così ipotizzato la sussistenza di un vincolo associativo all'interno della compagine
evidenziando come gli indagati nell'ambito aziendale abbiano costantemente operato seguendo consapevolmente lo stesso modus operandi sulla base di un accordo preventivo intercorso tra di essi e indirettamente al sensibile incremento del volume d'affari della medesima società promotrice. Oggetto dell'odierna esecuzione una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'ufficio di amministratore unico e legale rappresentante di una SAS, 4 misure cautelari coercitive del divieto di dimora, sequestro preventivo avente ad oggetto somme di denaro, disponibilità finanziaria, automezzi ed immobili per un valore complessivo di oltre 250.000 euro nei confronti dei 4 promotori dell'associazione per delinquere. Nei confronti della società promotrice si sta adesso procedendo al sequestro del complesso aziendale e delle quote societarie di 3 impianti, ovvero dei depositi commerciali di carburante, dei mezzi di trasporto impiegati per la commissione della frode, contestualmente all'esecuzione delle citate misure cautelari personali e reali. Sono in corso le notifiche di oltre 200 avvisi di garanzia nei confronti dei soggetti che a vario titolo hanno concorso nella commissione dei reati. È Giovanna Spatari la nuova rettrice dell'Università di Messina, eletta con 624 preferenze, ed è la prima donna dell'Ateneo messinese a indossare l'ermellino, è la prima del Sud. La corrispondenza. Io mi sono messa in discussione in questa competizione solo per rappresentare un'alternativa per la mia comunità accademica e loro mi hanno premiato. Non ho pensato alla squadra, voglio dire, questo ci tengo a dirlo, sono arrivata fin qui senza nessuna promessa a nessuno, quindi adesso con tutto questo gruppo importante di persone che mi hanno sostenuto farò le valutazioni necessarie. Sicuramente è un cambio di passo che io spero che accompagni questo rettorato ed è sicuramente un processo culturale che si pone oggi con questa elezione. Io continuerò a fare il rettore, anzi la rettrice, come ho fatto la mia campagna elettorale. Io penso al futuro, io penso ai contenuti, io penso a una squadra anche rinnovata, penso al futuro, non al passato. Farò tesoro del contributo di tutti i rettori che mi hanno preceduto. Gli studenti sono i nostri datori di lavoro, avranno grande attenzione sia nel diritto di voto, quindi di rappresentatività, che saranno centrali nelle dinamiche di questo rettorato. Ci sono tante cose da fare, intanto bisogna mettere al riparo gli adempimenti fondamentali, il bilancio e quindi gli adempimenti di chiusura anno. Tra qualche mese potremo affrontare, tra un mese potremo affrontare gli obiettivi che ci dobbiamo proporre e che, come ho detto prima, sono obiettivi che vanno nella direzione di un'ampia partecipazione alla mia squadra di governo, ma al mio operato di tutta la comunità accademica e avendo sempre come obiettivo principale che la nostra università possa raggiungere i migliori risultati possibili. Al professore Limosani cosa dire? Il professore Limosani è stato un ottimo competitor, ha avuto un'affermazione molto importante e quindi sicuramente gli auguri perché possa proseguire nella sua attività universitaria nella quale ha dimostrato sicuramente di essere leader. E passiamo allo sport, vediamo ora una sintesi dei gol relativi alla 15ª giornata del campionato di Serie D Girone I offerta da Wisport.
15° appuntamento per la Goal Collection del girone I di Serie D, occhi puntati sul big match tra Siracusa e Trapani davanti a 6.000 tifosi siracusani, spettacolo sugli spalti che non si traduce però in campo, dove le due squadre si annullano chiudendo sullo 0-0. Rimane in vetta il Trapani avanti di 2 punti sul Siracusa, ne beneficia anche la Vibonese che, osservando il turno di riposo a pari partite giocate, è distante 3 lunghezze dai Granata. 1-1 invece tra Vicata e Città di Sant'Agata. Alla zampata di Mina Cori risponde, giunti nel recupero del primo tempo, lo splendido pallonetto di Totò Mincica. Non è più una sorpresa il Real Casalnuovo che viola il granillo amplificando la crisi di risultati della Reggio Calabria. Amaranto che passano in vantaggio con la rete di Mungo, Casalnuovo che la ribalta con Dore e Sarno, infilando il 6° risultato utile consecutivo che vale il 4° posto in classifica. Accade di tutto allo stadio Ace Galatea tra Cireale e Acragas, Gigante che fa la voce grossa avanti di 3 gol dopo un'ora con le reti di Di Mauro, Leuca e Perez. A Cireale che non demorde e in 11 contro 10 agguanta un'insperata parità con le reti di Maltese, Cicirello e Savanarola. Reti bianche tra Portici e Ragusa, tornano a vincere Canicattì e San Cataldese. I racinari espugnano il Dalcontres Barone grazie alle reti di Tedesco e Boniglia che verificano l'1-2 nel finale di Nistico. Soffre un tempo la San Cataldese sotto di un gol in casa contro il Locri, avanti dopo i primi 45 minuti con Pappalardo, ma ha la forza nella ripresa per ribaltare il match e tornare alla vittoria che mancava da un mese con le reti di Mazza, Durmusch e Correnti, autore di una doppietta. Festival del gol tra San Luca e Castrovillari, occasione mancata per il San Luca avanti di 3 gol, indomito il Castrovillari che a dispetto dell'ultimo posto non alza bandiera bianca. Per il San Luca in rete Ficara, Diarra e Giampaolo, Castrovillari che non smette di crederci e nella ripresa ciuffa il pari inesperato con Scognamiglio e la doppietta di Cosenza. 4 giornate ancora alla conclusione del girone d'andata, la Goal Collection che oggi ha toccato quota 25 gol vi dà appuntamento al prossimo lunedì. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.